La legge Severino si è materializzata anche per Santino Sabella. Il sindaco di San Biagio Platani è stato sospeso. Il provvedimento è stato formalizzato ieri sera dalla prefettura di Agrigento e inviato ai presidenti dei tribunali e ai procuratori di Palermo e Agrigento. In mattinata comunicazione girata anche al Ministero dell'Interno e all'assessorato regionale agli enti locali, chi sarà chiamato alla nomina di un commissario. Santino Sabella, 53 anni, è rimasto coinvolto durante la notte fra domenica e lunedì nell'ambito dell'operazione antimafia denominata Montagna, che ha portato all'arresto di 56 persone. Blitz condotto dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Agrigento e dalla DDA di Palermo. L'ipotesi di reato contestata gli è concorso esterno in associazione mafiosa. L'ormai ex sindaco di San Biagio Platani, difeso dagli avvocati Antonino e Vincenza Gaziano, si è difeso davanti al GIP di Palermo Filippo Serio. Sabella ha smentito qualsiasi contatto con le famiglie mafiose del paese e ha spiegato che il contenuto di alcune frasi va contestualizzato e che si tratta di normali dialoghi che si fanno in campagna elettorale e in un comune con 3.000 abitanti è quasi impossibile, ha sottolineato ancora Sabella, non avere rapporti con gli elettori e riguardo alle presunte pressioni legate agli appalti ha fatto notare due aspetti. Mi sono limitato, ha spiegato al giudice e al PM Alessia Camilleri, a chiedere l'aiuto per alcune persone che avevano bisogno di lavorare. Non c'era alcuna logica di scambio dietro queste richieste, né si è trattato di pressioni perché di fatto non ha lavorato nessuno di quelli che ho segnalato. I suoi legali hanno annunciato ricorso al Tribunale del riesame. E nel paese degli Archi di Pasqua in queste ore non si parla d'altro. In fermento anche Giunta e Consiglio Comunale, il cui presidente Angelo Palamenchi in mattinata ha ricevuto la notifica della sospensione del sindaco Sabella. Tutti i gruppi consiliari hanno concordato per una seduta urgente e straordinaria per prendere atto di quanto accaduto e non si escludono le dimissioni in massa. E intanto sul fronte giudiziario altri interrogatori si sono svolti al carcere Pagliarelli e al carcere di Agrigento. Sono stati sentiti una ventina di indagati. Alcuni hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, la maggior parte ha invece risposto per difendersi dalle accuse. Le accuse contestate a vario titolo sono associazione mafiosa, traffico di droga, truffa, estorsione e un'ipotesi di voto di scambio.